Il Piave in queste settimane ha un'evidente carenza di acqua. Sono mesi, da novembre, dicembre, tutto gennaio e febbraio, di scarse piogge. Credo che si siano contati 3 o 4 giorni di pioggia in tutti questi mesi che notoriamente sono invece ricchi di precipitazioni piovose e nevose. Certamente il Piave ne risente, lo vediamo. Va detto che in questo periodo di inizio anno è un periodo nel quale il prelievo d'acqua per uso irriguo è pressoché assente, quindi la scarsità d'acqua è proprio dovuta alle scarse precipitazioni. Ecco che in queste circostanze ci accorgiamo subito di quanto importante sia il Piave e l'acqua nel Piave. L'attenzione è subito elevata, le preoccupazioni sono elevate. Questo ci deve far riflettere non solo in queste situazioni, ma in tutto il tempo dell'anno e nel corso degli anni, perché la risorsa acqua è importante, gli usi sono diversi, tutti legittimi, tutti vanno difesi, ma certamente va trovata una concertazione tra i diversi portatori di interesse. L'uso irriguo agricolo, l'uso potabile umano, l'uso industriale artigianale, l'uso ricreativo, turistico, tutti validi usi dell'acqua del Piave che però va salvaguardata. E senza le risorse è difficile riuscire a concretizzare quelle che sono le idee anche contrastanti, ma le diverse valutazioni che si fanno spesso sul Piave. Abbiamo bisogno di risorse. Ecco che l'appello è lavorare assieme per far sì che quelle risorse che purtroppo lo vediamo sempre più spesso vengono sottratte dai nostri territori, rimangano nel territorio. Ribadisco, le risorse devono arrivare, devono essere investite per il contenimento dell'acqua, il risparmio idrico in tutte le sue forme e la preservazione del deflusso dell'acqua lungo il nostro Piave. Negli anni sono stati fatti diversi interventi per migliorare la qualità delle acque reflue, molti sono ancora da fare, ma va detto che è evidente che la qualità dell'acqua del fiume Piave negli ultimi anni si è migliorata. Attendo di conoscere quali sono le ragioni e certamente, una volta individuate le cause, dovremo tutti lavorare per risolvere all'origine i motivi della moria dei pesci. Se vogliamo bene al Piave dobbiamo rispettarlo, dobbiamo conoscerlo. Dobbiamo capire che un fiume è bello, è dal punto di vista turistico, paesaggistico, un elemento di elevata importanza, ma anche i suoi pericoli, i suoi rischi. Dobbiamo rispettare la natura in tutte le sue forme, quindi il Piave rimane un elemento attrattivo del nostro territorio da salvaguardare, da tutelare, ma soprattutto da rispettare.